Ciao, sono Aldo Mantegari, presidente della SD Cicliman Racing Team. È una squadra affiliata da quest'anno al CSI di Brescia, ma quest'anno festeggiamo il 25esimo di fondazione. Quest'anno è stato veramente un anno importante per noi perché abbiamo raggiunto risultati che non potevamo neanche immaginare. Abbiamo avuto più di 50 gare vinte di categoria, più di 100 piazzamenti dalla seconda alla quinta posizione e più di 90 piazzamenti dalla sesta alla 10ª posizione. Abbiamo avuto la fortuna di vincere anche grazie a Diego Rica una maglia di campione nazionale. Abbiamo vinto 4 maglie di campionato provinciale mountain bike, sempre comunque del CSI, 2 maglie di campione provinciale strada, sempre comunque del CSI. Abbiamo vinto grazie a Giampaolo Fappani il Franciacorta a Olio come circuito, il Tremenda Voglia grazie a Diego Rica e l'XT Terre Bresciane grazie a Daniele Pecere. Quindi è stato un anno al di sopra di ogni aspettativa, quindi siamo più contenti di così non potevamo che essere. Questi sono stati i risultati a livello individuale, mentre per quanto riguarda a livello di squadra abbiamo vinto sia come numero di partecipanti che come punteggio il Franciacorta Olio e abbiamo vinto anche il Super Prestige. Ora per la stagione 2020 non abbiamo grandissime novità, nel senso che come atleti siamo quelli che sono rimasti, che c'erano nel 2019. Ci sono un paio di defezioni, comunque tutti gli anni c'è comunque qualcuno che ci lascia in amicizia, che sono Simone Feste e Silvio Ambrosini, che vanno a rinforzare le fila del loro team, il Team Life, che è un nostro team, è un team che noi siamo gemellati, con cui molto probabilmente cercheremo più avanti di organizzare una gara per beneficenza, e quindi di atleti che nuovi non dovremmo averne, dovremmo rimanere con quelli che abbiamo. Volevo ringraziare prima di tutto la società con Aldo Mantegari, che quest'anno ci ha seguito come tutti gli anni, ma quest'anno particolarmente. Io è il primo anno che ero col Ciclimans e ci ha fatto sentire proprio una squadra vera. Difatti io ero venuto qua con dei buoni propositi, ma ho fatto una stagione che sarà difficile da ripetere per me, perché sono riuscito a fare non tante gare ma a portare tutte al termine e vincendole tutte. Perciò per me quest'anno è una stagione importante per me e per il team. Poi ho visto che il team quest'anno è cresciuto moltissimo, a parte me anche altri compagni di squadra che sono andati fortissimo. Siamo riusciti ad arrivare a 50 vittorie, 51 vittorie per la precisione, e all'inizio stagione era impensabile. Dopo, per la prossima stagione, adesso con Aldo stiamo guardando un po'. Io penso di seguire tutto il circuito del CSI bresciano, partendo dal Franciacorta Olio al Terre Bresciane, per poi riuscire a concludere i suoi prestigi, e come obiettivo principale il campionato italiano. Quest'anno abbiamo qua a Corte Franca, è il 31 maggio, in domenica. L'anno scorso purtroppo era in sabato a San Leo e non sono riuscito ad andare a farlo, mi è dispiaciuto un po'. Quest'anno spero di riuscire a far bene, quella gara lì ci tengo tanto per me e per la società, perché è un po' di anni che non riesco più a vincere un campionato italiano. Quest'anno ci proviamo almeno, dopo vediamo, qualsiasi risultato va bene comunque. Allora, ciao a tutti, sono Diego Ricca. Quest'anno è stato il primo anno per me alla Cicliman. È stato un anno pieno di soddisfazioni, abbiamo fatto vittorie, abbiamo raggiunto dei buoni risultati. Innanzitutto devo ringraziare la squadra Aldo, la moglie Domenica, tutti i ragazzi del team che hanno un entusiasmo incredibile, hanno trasmesso l'entusiasmo a tutti. Il bello di questa squadra è veramente il gruppo, ma non sono le solite frasi, le solite banalità, ma c'è uno spirito da chi vince, chi magari si piazza, chi fa fatica,
Il nostro è uno sport di fatica, ai nostri livelli abbiamo tutti i nostri impegni e quindi magari a volte qualcuno riesce a fare meglio rispetto ad altri in base al tempo che riesce a dedicargli a questo sport, perché non ci sono segreti particolari, in base a quanto riesci a impegnarti, a dedicarlo, lui ti restituisce risultati. L'anno prossimo sarà un'altra stagione, credo che sia comunque difficile ripetere quello che abbiamo fatto quest'anno, ma comunque ce la metteremo tutta. Ci sono dei ragazzi molto interessanti all'interno del nostro gruppo, abbiamo una persona come Giampaolo Fappani che ha un'umiltà e un entusiasmo che riesce a trasmettere a tutti noi, che è veramente da apprezzare, ha sempre la parola per tutti, ha un'esperienza incredibile e riesce a trasmettere veramente la passione per questo sport. Cicliman lo ritorno a dire, è un gruppo fantastico, capeggiato dal nostro capitano, perché noi lo chiamiamo capitano, che è Aldo Mantegari, e che merita tutte queste soddisfazioni che sta raccogliendo. Quest'anno abbiamo vinto il Franciacorta Oglio Cup in termini di punteggio come squadra, in termini anche di partecipanti, e credo di rappresentare tutta la squadra dicendo che questa vittoria è veramente il frutto e lo merita tutto Aldo per i 20 anni di questo sodalizio. Ciao, sono Patrizio Pecere, il papà di Daniele Pecere. Daniele è stato accolto da Aldo e dalla squadra in maniera eccezionale. Definirei questa squadra una seconda famiglia per il ragazzo. Il ragazzo quest'anno, nonostante sia un anno solo che va in mountain bike e nonostante altre difficoltà che ha dovuto affrontare nella sua vita, ha dato dei risultati eccezionali. Ha vinto Terre Bresciane XC, ha vinto il Super Prestige, è arrivato secondo nel Franciacorta Oglio Cup, ha vinto il campionato provinciale a Tesio, la maglietta, fantastico. È un ragazzino di 15 anni che ha una difficoltà, a parte con un punto di sfavore rispetto agli altri, ma è in grado di tramutare questo sfavore in una grande carica. È intrattenibile, ha una resistenza che è una cosa incredibile, e io per potergli stare dietro ho dovuto acquistare un e-bike, tra l'altro anche modificarla, anche se non si può. In Aldo ha trovato un punto di riferimento e nella squadra, ripeto, ha trovato una seconda famiglia. L'hanno accolto come se fosse uno di loro, lo fanno sentire a proprio agio, lo portano dappertutto e insieme ci si diverte un mondo. Io devo ringraziare Aldo per tutto quello che ha creato e tutte le persone che compongono la squadra. Ciao a tutti, sono Monteverde Emanuele, corro per la Ciclimans di Chiari. Quest'anno è stato un anno abbastanza favorevole per me, con alcune vittorie, non tante alcune vittorie, però mi sono anche divertito. Dunque ringrazio anche Aldo per tutto quello che fa per noi, per tutto quello che fa per la squadra. Speriamo un anno abbastanza ancora favorevole come quest'anno, speriamo in bene. Ciao, sono Ersilio Ambrosini, sono qui in Ciclimans da 3 anni con il magico Aldo, che ringrazio tantissimo. Io quest'anno non ho risultati, ma sono migliorato moltissimo per merito di tutta la squadra, perché hanno dato degli stimoli molto molto alti. Infatti quest'anno finalmente qualche gara l'abbiamo fatta e qualche piccolo risultato personale l'abbiamo ottenuto. Voglio ringraziare Aldo di tutto e i miei compagni di tutto, perché veramente non scherzo, ma sono stati uno stimolo veramente forte, ma forte. E niente, quest'anno
c'è il mio team, che ho creato un team Life. Questo team appunto gareggia per la beneficenza contro i tumori ossi muscolari, di cui io purtroppo ne ho avuto uno, e niente, da adesso in poi siamo soli, sempre legati al magico Aldo, spero. Diciamo che siamo la squadra satellite degli invalidi, però va bene così. E niente, ringrazio tutti veramente di cuore, grazie mille. Ciao a tutti. Allora, io sono Dario Venturini, membro della commissione ciclismo del CSI e responsabile dei giudici. Siamo qui in questa magnifica cornice a festeggiare la squadra di Aldo Mantegari, la Cicliman, di cui siamo molto contenti che sia venuta a far parte della nostra famiglia del CSI. Una squadra veramente che è molto lodevole, veramente dell'impegno che tutte le domeniche, tutte le gare porta sempre molti corridori, l'impegno che mettono anche nell'organizzare e nel fare gruppo, perché sono i primi a arrivare quando allestiscono sempre il gazebo, e che più la festa continua anche dopo, perché è così che deve essere lo spirito del ciclismo, del ciclista amatore. L'impegno della gara, c'è l'agonismo, ma c'è anche alla fine della gara deve esserci anche il senso del gruppo e il senso del correre tutti assieme in amicizia. È per questo che noi siamo veramente contenti che la famiglia della Cicliman sia venuta a far parte della famiglia del CSI. Ora siamo giunti alla fine di questa bellissima serata. Abbiamo fatto la premiazione con delle targhe a tutti quelli che hanno portato in Cicliman SD Cicliman Racing Team delle maglie. Abbiamo premiato la nostra classifica interna, abbiamo premiato quelli che sono nei primi 8 classificati della gara sociale, abbiamo dato comunque un presente a tutti, delle rose a tutte le donne presenti, un piccolo omaggio ai piccoli bambini, quindi si è cercato di creare quello che noi vogliamo che sia, cioè che sia una famiglia. Dopo i risultati, ok, fa piacere a tutti vedere che i propri atleti vincono le gare, però quello di vedere tutti questa sera i ragazzi, più di quasi 80 persone alla cena di una cena sociale di una società, fa veramente molto piacere e mi inorgoglisce questo, per essere riuscito a creare questa amalgama che c'è tra tutti i ragazzi del team. Quindi grazie a tutti e buonanotte.